Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto in diretta dallo stadio Esseneto di Agrigento dal vostro caro Marco Genduso qui per commentarvi la 20ª giornata del campionato di Serie D Girone E che vede scendere in campo Agragas e Castrum Favara. Come sempre un'accoglienza eccezionale da parte del pubblico di casa, inizia anche la sfida con il primo tocco giocato dagli ospiti e poi subito in avanti vanno a cercare Varela, che è anche uno dei giocatori più da seguire, subito a battagliare, uno dei giocatori più da seguire perché l'attaccante al momento ha fatto bene 2 gol nelle ultime 2 sfide e di conseguenza è molto carico in gol contro Ciriale e Regina e vorrà di certo confermarsi in questo modo. Fatica un po' qui Pusic, riesce comunque ad allargare bene il gioco verso Rechiki. Adesso cerchiamo di darvi anche contezza delle formazioni ufficiali. Sicuramente tra i pali lo vedete per il Favara, il Castrum Favara, Scuffia, esperto portiere con la maglia numero 12, poi linea 3 con Loduca, Baccaro e Demin, quest'ultimo come centrale della retroguardia. Centrocampo invece, come di consueto, a 5, anzi a 4, anche se in realtà poi vedremo in fase di possesso come lavoreranno. Luofaso con l'esterno, cerca subito un pallone invece verso Christopoulos. Scuffia è molto bravo qui ad uscire. Si parte con le mani, dunque dicevamo la formazione. In mezzo al campo vediamo Malle e Palermo come interni, invece più esterni Frangiapane con sulla fascia sinistra, tanto pallone verticale verso l'attaccante, può calciare, vediamo la piana è molto largo, scivolata qui Rechiki, riesce a rubare lo spazio, poi il cross questo Dregan è regalato al portiere. Dicevamo Frangiapane giocata sul lato di sinistra, a destra invece vediamo Camilleri, in attacco Varela, l'abbiamo già detto, poi alle spalle invece il duo formato dalla Piana e Paione, con la Piana che ha avuto un'occasione in precedenza, non è sfruttata però al massimo da parte dell'attaccante, giovane attaccante, nel frattempo fallo fischiato dal signor Francesco Polizzotto della sezione di Palermo, questo che è un derby siciliano, Agragas e Favara. Adesso daremo anche contezza della classifica, perché quando si affrontano 2 squadre così, è vero, nei derby non conta quasi mai la classifica, però oggi non può non importare, perché l'Agrax al momento è all'ultimo posto con 14 punti, però la notizia è quella che ben 10 sono arrivati qui tra le mura dell'Esseneto e di conseguenza una squadra che dentro casa non fa fatica, forse un po' in trasferta che ha un po' più di difficoltà nelle guadagnare punti. A tempo palla verso Ghigne che cerca di agganciare, però è anche pizzicato in posizione di fuorigioco. Dicevamo l'andamento in casa dell'Agragas non è un problema, un po' di più invece quello in trasferta. Dall'altro lato invece il Castrum Favara è una formazione che quasi non fa, anzi leviamo il quasi, non fa differenza tra dentro e fuori casa, perché dei 28 punti al momento, 24 punti in questo campionato, 12 sono levati in casa, 12 fuori casa, insomma non ci vuole un matematico per capire che è una formazione capace di giocare su tutti i campi, non soltanto in quello di casa. Nel frattempo Salvia, bravo qui nel fraseggio, poi palla indietro in verticale verso Christopoulos, di petto invece molto bravo Demin, e palla poi gettata in avanti. Nel tempo ci sono anche una vecchia conoscenza del Palermo Calcio come Simone Lofaso, in realtà c'è anche Francesco Vaccaro. Il primo è cresciuto nelle regioni del Palermo, il secondo invece ha fatto parte della rinascita in Serie D, stagione 19-20, insomma un po' la storia del Palermo l'ha fatta Vaccaro sicuramente. Oggi veste la maglia del Favara, nel frattempo la Piana con una rimessa laterale lavora molto bene con le cross verso Varela che stacca anche in maniera puntuale, poi Ghigne con un rischio perché nel modo di rilanciare il pallone in realtà l'aveva praticamente messo a rimorchio, poi pallone lunghissimo con qui senza problemi, in realtà qualche problema l'aveva anche creato Dregan che stava quasi per fare superare dal pallone sul rilancio di Loduca, che sicuramente aveva iniziativa diversa rispetto a quella che poi si è venuta a creare. Testa allunga Salvia, poi ottimo Tuccio, fa una grande giocata perché Università riesce ad andare via, palla verso Salvia che può crossare, vediamo in zona di rigore, crossa dentro, poi Cristopoulos Tuccio e qui Scoffia mette tutti d'accordo perché blocca il pallone e poi si dice qualcosa con
il suo avversario. C'era però una posizione di non di fuorigioco, no, c'è stato un contrasto tra il portiere e il difensore. Adesso vediamo contezza anche di chi si tratti. Lo scoreboard è sbagliato. Nel frattempo, gioco fermo, noi ne approfittiamo. Partita al momento che sicuramente non ci sta facendo annoiare, anche abbastanza divertente questo 0-0, ma abbiamo visto già l'Agragas comunque in più di un'occasione affacciarsi in avanti, poi Scozia rimette pallone in avanti, testa Barella, si scontra con il suo diretto avversario. Frattempo gioco fermo, andrà Rechichi che però lascia il pallone in realtà al capitano da Silva, però adesso si ritorna da Rechichi, c'è anche De Marino vicino a lui, però probabilmente era lontano, infatti si cerca un rilancio in avanti verso Christopoulos che era meglio, può calciare da fuori, troppo però, addirittura palla in rimessa laterale, se non abbia visto male. Una buona idea questo lancio direttamente dalle retrovie per la velocità di Christopoulos, che al momento insieme a Tuccio si stanno muovendo molto bene. Dicevamo doveva essere un 3-5-2 quello dell'Agragas, però in realtà forse più un 3-4-1-2 con Nelofaso leggermente più indietro, quasi da mezzala trequartista. È chiaro poi in fase di possesso Edinone cambia il discorso. Christopoulos lascia lì il pallone, l'anticipo di Demin, poi con il tacco ci ha provato, che buona idea in realtà, Frangiamone però non si era mosso in questo caso la piana per prendere questo pallone. Sono passati nel frattempo 7 minuti di gioco con il pallone viene subito rimesso tra i piedi di De Marino. Il lancio lungo che una volta cercare le torri sugli esterni, poi Tuccio la controlla dopo il colpo di Lamine Gignoux, però palla era anche già terminata in out con il guardalinee che ha fatto cenno al signore poliziotto di concedere la rimessa al Favara, che infatti adesso riparte dal basso con la tecnica di Palermo. Maller gira dalle parti di Loduca, adesso Demin coinvolge ancora una volta Palermo che si abbassa tanto per prendere questo pallone, poi cerca di allargarlo sempre per Frangiamone, però non è stato sicuramente dei migliori questo passaggio. Tempo gioco momentaneamente fermo. A tempo è rimasto Gio Christopoulos, scontro con il diretto avversario, tutto ok però con il fallo stato fischiato. Insomma l'Agragas, possiamo anche dirlo, è partita meglio rispetto al Castrum Favara. In realtà nei primi secondi di gara sembrava quasi l'opposto, adesso invece questi 9 minuti di partita quasi il contrario, con la formazione casalinga che effettivamente deve sfruttare quello che è il proprio campo, perché sappiamo, l'abbiamo detto anche nella nostra intro, che è una squadra di casa per i punti raccolti al momento. Prova a girarsi, nel frattempo Tuccio lo fa molto bene con Scozia che risponde in spaccata, fa un grande intervento, ma ancora una volta l'Agragas è pericolosissima. Poi Pusic di testa, lontana palla che rimane lì verso il tentativo di Rechichi, non perfetta la sua volée, facile preda di Scozia. Quindi questa al momento l'azione più importante della partita è capitata
tra i piedi dell'ex San Cataldese Tuccio, che effettivamente insieme a Christopoulos si stanno muovendo veramente tanto, quasi senza dare praticamente dei punti di riferimento alla formazione ospite, che vediamo un po' in difficoltà, perché la loro velocità, probabilmente preparata da mister Favarin per contrastare la fisicità dei difensori. Nel frattempo la piana di testa prova ad allungare, Frangiamone accorcia, ma accorcia anche Ghigné. Nel frattempo scivola Baglione, si continua, Christopoulos allarga il gioco con la ruleta molto elegante da parte di Salvia. Pusic in mezzo al campo, rilancio per Ghigné che aggancia anche lui molto bene, cerca un passaggio all'interno, succede adesso Tuccio, palla in verticale per il cross di Richichi. Decisamente da rivedere questo cross da parte del difensore, che si è anche in realtà sganciato molto bene, vice capitano di questa formazione, 2 gol, nonché il miglior marcatore oggi presente in rosa, perché ricordiamo le 2 assenze molto importanti, quelle di Meola e di Palazzolo, entrambi 2 gol in campionato, insomma 2 giocatori molto importanti nel progetto di mister Favarin, che però oggi non scendono nel terreno di gioco dell'Esseneto. Mi sbaglia tutto Vaccaro, si ricomincia dunque con il centrocampo, poi rubato nuovamente dalla scivolata di Malle, che si sporca anche abbastanza la magliettina, ma credo che oggi non gli importi, vista la posta in palio. Diciamo la Carcass ultima in classifica, ma il Castrum Favara ha fatto decisamente meglio, 8° posto del top Pusic, e c'è in grande spolvero con gli applausi anche del Esseneto qui oggi presenti. Ghigné sulla destra, crossa dentro, cercava un compagno dentro, ma allontana senza troppi problemi la difesa del Favara. Nel frattempo è rimasto giù ancora Malle, e infatti il gioco viene fermato dal signor Polizzotto, perché bisogna che si rialzi. Un po' di fischi anche da parte del pubblico, sempre molto caldo il pubblico dell'Agracas, che oggi è venuto per questa importantissima sfida. Minuto 12 di gioco, 0-0, però già delle occasioni in zona gol, in particolar modo Tuccio, che andando molto bene sulla fascia è riuscito anche a provare questo diagonale, scuffia però un portiere molto forte. 17 i gol subiti per il Castrum Favara, invece sono 2 in più quelli realizzati, 19 invece 12 quelli fatti dall'Agracas, un po' un problema. 26 invece subiti, decisamente un po' troppi. Segue Baglione, si torna però dietro la capitano da Silva, adesso De Marino, e lui vertice basso, prova l'ennesimo lancio della sua partita verso Ghigné, e però è molto bravo Frangiamone, e poi l'aiuto di Palermo è provvidenziale, perché la rimessa è blu e dunque stampo Castrum Favara. Il signor Poliziotto dice qualcosa a Salvia, in particolar modo, forse qualche protesta. Salvia sta giocando da interno di centrocampo a destra con Ghigné, che comunque lo aiuta tanto, e poi corre anche per Pusic, che invece si occupa più della fase di impostazione. No, effettivamente abbastanza semplice anche da pensare alla vigilia. Lo fa, nasconde il pallone, che è giocata, poi salta anche Baglione con un numero, gioco di prestigio di Lofaso, che ricordiamolo è anche giocato in Serie A nel Palermo, che era contro il Milan ad esempio. Ghigné mette dentro per Tuccio, libera la difesa del Favara, poi palla che si impenna, la tocca Malle come può, scivolata anche di Da Silva, che adesso praticamente da braccetto di sinistra è andato a finire quasi attaccante. Poi Salvia prova una conclusione molto complicata col tacco genialata di Tuccio, poi Da Silva si è fatto forse un po' troppo ingolosire il capitano João Da Silva, classe 98, ha provato col mancino, giocata sicuramente corretta, però forse avrebbe potuto fare qualcosa di diverso e anche di migliore. Lo Duca accorcia Malle, ma si torna indietro da Demin, che adesso dà sì al centrocampista Vaccaro. In precedenza un brutto errore per Vaccaro, che in fase di avanzata mancina, provando un 1-2 un po' complicato, la realtà ha regalato alla compagine biancazzurra. Poi per fortuna del Castrum Favara non ha creato problemi, però non era facile. Palla in verticale sbagliata, anticipa Pusic, grande gara per lui, poi prova a girarsi Christopoulos, viene fermato dalle duo di
difensivo, poi Pusic riprende il pallone, buon lavoro ancora del 44 che oggi sta giganteggiando a centrocampo, doppio passo, un passo doble direbbero altri, poi invece sbaglia Tuccio, anzi no, chiedo scusa, Di Stefano che sull'alto di sinistra, Tuccio lo vedeva invece più centrale con la maglia 77. Al momento poco cercato Di Stefano, si cerca invece dall'altra parte Ghigné che sulla destra, forse anche per una questione tattica che concede il Castrum Favara, perché vediamo come si cerchi di attaccare maggiormente dalle parti di Frangiamone e di conseguenza attaccando da quel lato Magragas un po' lo blocca. Soluzione tattica sicuramente molto intelligente da parte di Mister Favarin. E infatti Ghigné, buono qui l'aggancio, esce Frangiamone, sceglie invece l'interno, quasi scivola il 3, poi palla in mezzo verso Pusic e cambia gioco, cercare Di Stefano. Da Silva chiede un appoggio facile ai compagni, arriva adesso con Tuccio che si gira tanto bene sulla marcatura tentata di Loduca, poi palla a sinistra, Di Stefano può crossare, lo fa adesso per Salvia che impatta, ma impatta anche e soprattutto Scoffia che blocca il pallone un po' infastidito da Ghigné e fa subito ripartire i suoi. Palla lunga, lunghissima per Varela e poi palla direttamente sopra la tribuna. Dicevamo Varela al momento sta facendo una grande stagione, o meglio nelle ultime due partite principalmente, con 2 reti tra Cireale e Regina. Con la Cireale sono valsi anche i 3 punti, con la Regina però non si può dire lo stesso, ma la Regina è anche una delle squadre più forti di questo campionato, sconfitta infatti 1-3. Malle va ancora giù e continua ancora a sporcarsi la magliettina. Anzi no, era Palermo, chiedo scusa, non Malle che invece al centrocampo. Insomma oggi per i due centrocampisti non è un lavoro facile, perché quella posizione di Lofaso sta dando veramente tanto fastidio, ma in realtà anche Cristopoulos e Tuccio che nonostante facciano le punte in realtà li vediamo tanto andare indietro, quindi aiutare Lofaso a centrocampo quasi scambiandosi ogni tanto, quindi senza dare punti di riferimento a mister Infantino, che vediamo se poi nel secondo tempo cambierà qualcosa, forse non di giocatori ma dal punto di vista tattico, perché la posizione al momento di Lofaso dà fastidio anche tanto. La piana cerca di fare passare il pallone ma era anche complicato. Palermo con il mancino verso Baglione, non la tocca Varela, è molto bravo fisicamente, poi Baglione non calcia perché Da Silva gli ruba il pallone e si riparte con la tecnica di Simone Lofaso. Di Stefano, adesso Lofaso quasi da difensore a coprire i compagni, insomma è sicuramente calato in categoria. Qui senza badare allo stile invece vediamo un intervento abbastanza ottimo di Vaccaro dal punto di vista estetico, non il massimo chiaramente, però bisogna guardare anche la concretezza. Da questo punto di vista la concretezza c'è stata e come se c'è stata. Sarà quindi rimessa con le mani. Piccolo momento di pausa qui al minuto 18, perché al momento nei primi questi minuti giocati non ce ne sono praticamente mai stati. Credo sia anche un bene per tutti coloro che ci stanno seguendo da casa. 0-0, ricordiamo il risultato. Ghigné nel frattempo quasi si addormenta. Varela sempre molto bravo nel pressing, sta macinando chilometri, purtroppo non abbiamo il conteggio dei chilometri, ancora ci manca, però siamo sicuri, possiamo dire con fermezza che Varela ne sta facendo tanti, soprattutto in orizzontale, con questi movimenti destra-sinistra, quasi come se fosse uno yo-yo, per andare un po' a portare anche le marcature fuori. Lo vediamo infatti De Marino, ma anche Da Silva, però soprattutto il 3 a stretto contatto sul 9, probabilmente sanno del momento di forma e di conseguenza vanno anche un po' ad arginarlo. Nel frattempo esce fuori benissimo Rechichi che cerca il compagno dentro e qui con un rimpallo con il volto viene fermato, ma si era inserito con i tempi giusti. Qui se non l'abbiamo visto male Cristopoulos. Ragazzi, sta facendo sicuramente una buonissima partita. Servono anche dei punti importanti per la salvezza, non può essere altrimenti. Sarà quindi calcio d'angolo
uno schema perché c'è una battuta corta, cross dentro di Lofaso con il mancino, testa di Da Silva, poi svetta più alto di tutti ma non trova nessuno ad approfittare, viene però riconquistato il pallone con Tuccio che crossa ancora dentro, poi Cristoforo riesce ad agganciare bene e calciare e dunque si riparte da Lofaso sempre al centro di ogni azione. Tuccio si punta l'uomo con Vaccaro, scambia Lofaso, guarda la porta, destro-sinistro, sceglie il mancino, scivola nel frattempo diretto marcatore e poi Salvia l'allunga, Tuccio lo crossa a destra, scivolata, vediamo se c'è fallo, non per il signor poliziotto, si continua. Poi Varela qui prende probabilmente il massimo da questa situazione perché si prende il fallo del Marino, nel frattempo applausi da parte di tutto lo stadio. Poi c'è anche un'incomprensione, un po' protesta qui effettivamente di Stefano, è andato giù lo scontro con Baglione, però tutto ok per il signor poliziotto che fa cenno ai giocatori di continuare al momento un gioco un po' all'inglese potremmo dire, pochi falli, poco spezzettato, tanto divertimento, ritmi soprattutto indiavolati in questi primi 21 di gioco. Vaccaro, Demine, capitano di questa formazione. Capitano è Scuffia chiaramente, non Demine. Per uno dei giocatori comunque più importanti, classe 2004, ancora molto giovane. La Piana, buon lavoro, questo allunga il pallone, quasi sul più bello, De Marino lo allontana, poi Baglione ancora lotta per riconquistarlo, ma Pusic, come ormai vi ho detto più volte in questa telecronaca, sta giganteggiando a centrocampo, si torna dietro con il rilancio verso Tuccio, testa De Min però, mette giù il pallone, non c'è fallo, si continua, Baglione in avanti, sulla destra, salta Pusic, adesso va in dribbling e cross up cercando un tocco di Capitano Da Silva, però non c'è nulla e dunque rimessa dal fondo. La Gragas che arriva anche da una gran bella vittoria in trasferta contro il Pompei, un campo complicato, 3 punti fondamentali per rialzarsi in classifica, ma non basta come dicevamo. Per Agrigento sicuramente ci sono delle aspettative anche più alte, non soltanto nel mondo dello sport, ma anche nella cultura, perché ricordiamo che Agrigento è la capitale della cultura 2025. Questa non può che essere una grande notizia, non soltanto chiaramente per la città di Agrigento, ma soprattutto per la Sicilia, perché chiaramente può vantarsi di avere una terra così tanto importante all'occhio praticamente di tutti. Da Silva, Lofaso indietreggia come sempre la sua posizione. Pusic allarga il gioco verso Richichi che sempre molto bravo a salire, crossa dentro verso Tuccio. Questa posizione di Richichi è molto interessante perché parte da braccetto di destra ma in realtà poi quasi si va a sovrapporre a Ghigné con Salvia che diventa da interno destro quasi mediano davanti alla difesa. Ghigné fa la mezzala e Richichi praticamente sale come esterno a tutta fascia, insomma al momento lo sta facendo tanto bene, però vediamo se col fiato riuscirà a reggere, sembra di sì. Ghigné palla a cercare Tuccio, è stato chiuso però da Vaccaro che lo ha anticipato e poi Scuffia fa il rilancio lunghissimo, testa salta Varela, non la tocca, poi Richichi non è fortunato nel primo controllo, poi la Piana lo insegue ma lui riesce comunque a tenerla lì verso Ghigné che lo aiuta, Paia l'aggancio, poi la Piana verso Varela, sbagliato però il tocco e poi Malle chiede forse un fallo fallo da parte di Lofaso, non è ravvisato. Vaccaro lavora bene qui il pallone, ancora Vaccaro si sovrapposto, poi cerca un cross, Ghigné lo chiude, Vaccaro che oggi fa il braccetto di sinistra ma che con il Palermo in Serie D invece faceva l'esterno, anzi il terzino, intanto anche esterno in realtà, nei pochi cambi di formazione di mister Pergolizzi, invece come terzino sinistro Vaccaro, quindi insomma la corsa e il cross ce li ha sicuramente. Fare l'anticipato, Ghigné non ne riesce ad arrivare sul pallone, c'è prima la Piana, palla dentro
per Varela che lavora bene il pallone, Malle l'aggancia, può calciare le finte, lo fa adesso Malle, palla fuori. E dopo 25 minuti abbiamo anche il primo tiro delle Castrome Favara, arriva ai piedi del numero 11. Non un tiro irresistibile, però se l'era comunque preparata molto bene questa finta con il destro, sembrava potesse andare col mancino, invece ha preferito rimanere sul piede forte, perdendo però anche un piccolo tempo di gioco e di conseguenza insomma il tiro poi è stato anche non perfetto. Palla in verticale per la Piana, è tanto cercato, trova invece un traversone, deviazione, calcio d'angolo. Sta crescendo il Castrome Favara in questi primi 25, forse non è stato brillantissimo, però adesso sta crescendo tanto. L'Ajax però è anche ben messa oggi nel terreno di gioco e non sta concedendo molti spazi. Sono infatti arrivati veramente pochi palloni dalle parti di Dregan, portiere classe 2005 dell'Akragas. Alza il braccio, sarà uno schema. Crossa dentro, Varela la tocca, rimane lì ma non riesce a trovare nessun compagno. Scaglia, poi tiene anche in campo per quel che può. Palermo riesce anche Vacca a tenerla. Varela, la Piana, si continua, può calciare con potenza. Dregan la blocca. E il secondo tiro nel giro di un minuto. Insomma il Castrome Favara sta veramente alzando i decibel della propria giocata e infatti si vede, abbiamo visto qui la corsa di Palermo che si era fatto quasi 100 metri per andarla a prendere. Pusic, dribbling sbagliato questa volta, poi il tentativo provato ancora con Baglione che riceve il pallone, può puntare, salta l'uomo, non c'è nulla perché va giù da solo, poi De Chicchi allontana. Sarà però rimessa per il Favara. Con la Piana che fa cenno a Baglione di arrivare vicino a lui, infatti fa così, poi forse prende un colpo, si continua con il tentativo, però era rimasto a terra Salvia, sembrava esserci stato però un fischio, poi c'è qualcosa tra Tuccio e la Piana, anche Salvia viene allontanato da Vaccaro che fa vedere un po' l'esperienza, da Silva da capitano a calmare i propri compagni, poi Tuccio viene chiamato infatti a signor poliziotto, vediamo, si era preso un po' con la Piana perché l'Akragas voleva probabilmente che Favara interrompesse la giocata perché era rimasto giù Salvia, forse ha preso un colpo al volto nel modo di fare perno, in questo caso Baglione, però sicuramente non in maniera fortuita, non in maniera chiaramente volontaria, ma bensì fortuita chiaramente. Adesso tutto risolto con il dialogo per il signore poliziotto tra Tuccio e la Piana, sarà quindi calcio d'angolo con lo stesso La Piana che si avvicina al punto di battuta. Salgono un po' tutti, Palermo rimane fuori però insieme a Frangiamone probabilmente per le ripartenze. La Piana alza e apre anzi due braccia, però non è messo bene, forse guadagna qualche secondo. Arriva adesso il traversone per Varela, viene anticipato per Palermo. Varela cerca un passaggio, però fuori gioco, pizzicato qui. Lucas Varela, ripetiamo, 2 gol nelle ultime 2 gare di campionato giocate contro Ciriale e Regina, quest'ultima è stato un recupero di campionato.
giocata in settimana, questo è in realtà uno dei temi di questa partita. Nel tempo De Marino rientra in campo. Dregan, palla lunga, testa spizzata, poi Tuccio non la controlla, Ghigné cambia gioco brillantemente le parti di Stefano, testa anticipato Lo Duca, poi Lo Faso vuole il destro, lo cerca, lo trova destro Lo Faso con Scuffia che para. Buona qui la risposta del portiere, ma anche ottimo il tentativo, poi sbaglia sicuramente Paglione, palla lunga di Pusic, geniale per Ghigné che la controlla, calcio verso la porta, Vaccaro si interrompe però. Ed è calcio d'angolo. Alzano i decibel tifosi qui presenti oggi allo stadio Seneto, con l'Akragas che vuole spingere i propri beniamini qui a trovare il gol. Dato vicinissimo Lo Faso, Tuccio crossa dentro per Ghigné. La girata è stata sicuramente buona nei tempi, un po' meno nella precisione, però fa ancora tanta paura l'Akragas quando attacca. Si andrà dunque in rimessa dal fondo con Scuffia. Palermo molto laterale in questo momento, anche forse per andare a prendere quello spazio un po' concesso. Pusic intercetta il pallone, Tuccio c'è la sovrapposizione di Salvia, non lo serve, forse lo fa adesso, pallone che passa, ma passa soprattutto Tuccio, indemoniato, ne salta due, Tuccio ancora con la punta, attacco e poi non funziona il duetto, però Christopoulos e Tuccio si capiscono veramente molto molto bene. Pusic, cambio di gioco, testa di Stefano, poi Lo Faso molto largo, ma c'è però una posizione di offside e dunque calcio di punizione per il Castrum Favara che può anche un attimo respirare. Vaccaro avanza con il piede mancino, poi si appoggia a De Minne. Rischia tanto perché Lo Faso era in pressione, poi Di Stefano lavora bene sul fisico, Pusic come sempre lui in cabina di regia, Lo Faso, palla in verticale per Di Stefano, forse un po' lunga, ci arriva invece scivolata, la tiene lì, si gira, Lo Faso col destro, palla svirgolata un po' in esterno collo destro, non preciso, palla che riesce con rimane su Salvia che può puntare la porta e dentro Salvia largo, cerca il traversone, Vaccaro molto bravo. Ed è calcio d'angolo dunque per l'Akragas che continua il suo assedio e al momento forse ai punti meriterebbe qualcosina in più, però vediamo. Favara è comunque sotto pericoloso con quei tiri di Malle, ma soprattutto con il destro da parte di Calogero Lapiana che era reagito anche molto molto bene, sfruttando un errore difensivo, palla dentro, poi una allontana, Salvia si guarda intorno perché sapeva, sentiva la presenza di un avversario, poi proprio la conclusione, Scuffia però è super attento e va subito al rilancio con un pallone precisissimo per Lapiana che lo lascia sbattere a terra. Lapiana la controlla, si cerca con la sua tecnica una delle sue giocate, palla dentro, farelo di testa e non bisogna mai lasciare l'attaccante libero. Nel frattempo noi approfittiamo di questo piccolo momento di pausa per ringraziare l'SD Castrum Favara, o meglio l'SD Castrum Favara ringrazia l'SD Akragas per la concessione gratuita della partita, in quanto ricordiamo la gara di andata è stato fatto lo stesso in vista della chiusura del settore riservato alla tifoseria ospite e dunque anche oggi c'è questa diretta. Nel frattempo ringraziamo anche il coordinamento della diretta che è di Giuseppe Piscopo, nonché responsabile area comunicazione di Castrum Favara, e si ringrazia anche il collega Davide Sardo.
sempre 0-0 il risultato al momento, quando sono passati 34 minuti. Chi guarda solo il risultato potrebbe dire una gara per nulla interessante, ma fidatevi, non è così. Anzi, tante occasioni. Qui Baglione lotta un po', ma alla meglio l'Akragas con fase difensiva. Poi palla dietro verso la Piana, adesso un po' più indietro, con l'esterno si appoggia Mal. Frangiamone. Poi Vaccaro con il sinistro, buon traversone, palla che rimane lì. Ed era un pallone molto velenoso, perché non è mai facile controllare in difesa quel tipo di palloni quando arrivano dei cross defilati. Vaccaro infatti lo sa molto bene, guadagna anche il calcio di punizione. Vediamo chi andrà, perché Vaccaro col mancino può essere una soluzione, però la Piana col destro può anche dire la sua. Si avvicina a Baglione. Sicuramente chi non batterà è Varela, perché già lo vediamo al momento sistemarsi le scarpe, i calzettoni, anzi per essere più precisi, però lo vediamo guardare attentamente i compagni, quasi a dire ok, appena tu parti io parto pure e vado dentro l'area, perché sicuramente farà questo. Tanto tra Baglione, anzi no, va Vaccaro, traversone sul secondo palo, Varela si chiede un tocco con il braccio, ma non c'è nulla per il signor poliziotto. Tante proteste qui, Baglione, la Piana in mezzo a due, magia, poi nasconde il pallone, riesce ad arrivare, la Piana ancora, Salvia con il corpo e poi una deviazione su Varela, però fuori gioco. E adesso il Favara sta crescendo tanto, veramente tanto in partita, con questo tentativo. Varela di testa era arrivato molto molto bene sul pallone, aveva impattato ma ha trovato l'opposizione del corpo da parte delle difensori dell'Akragas. Se non abbiamo visto male De Marino, però bisogna riguardare un attimo le immagini per essere sicuri effettivamente. La Piana ancora una volta nasconde il pallone, poi con l'esterno cerca Baglione, palla che non passa, la Piana ancora, e chiusura sempre di De Marino, molto molto attento. Adesso si fatica un po' a cercare gli attaccanti lì davanti, Tucci e Christopoulos, che hanno una grande velocità, forse fisicamente un po' stanno faticando, però ci può anche stare. Frattempo rimessa con le mani, vediamo infatti la Piana, che è decisamente il migliore dei suoi in questo primo tempo, almeno fino al minuto 37, poi vediamo se qualcuno vorrà smentirci. Vaccaro la controlla, poi cerca anche la conclusione col destro, conclusione molto difficile, però possiamo anche dire non male, perché la controlla col mancino, poi col destro calcia, non è il suo piede, però non va nemmeno lontanissimo. Tregan si appoggia a Tarrekiki, come sempre rilancio lunghissimo, testa salta bene De Min, poi Mal mette tutti d'accordo. Camilleri, si è visto veramente pochissimo l'esterno destro oggi del Castrum Favara, si gioca tanto dall'altra parte, però lo fa su Castrum Favara, che al momento sta cercando le giocate maggiormente sull'out mancino con la Piana, anche con Frangiamone che dà comunque un aiuto. Dall'altra parte invece Camilleri non sta attaccando con costanza, infatti un po' si fatica da quella parte, è una posizione quasi da terzino più che da esterno, con Vaccaro che invece nel modo di salire fa il terzino, quindi quasi un 3-5-2, però poi diventa anche una difesa a 4 con appunto Camilleri e Vaccaro come terzini. In questo momento difatti vediamo Frangiamone addirittura come ala d'attacco. Baglione, buon break da parte del numero 8 che lavora bene il pallone sul destro, può crossare, cerca un passaggio dentro, palla che passa, Varela a velo, ottima idea da parte di Varela, poi sbagliata, poi conclusione da parte di Palermo, palla che si impenna, Tregan, molto attento. È stato un ottimo anticipo da parte di Palermo, però la giocata da vedere è quella di Varela, che con un velo aveva messo il compagno nelle possibilità di calciare, ma forse nemmeno lui si aspettava il velo del compagno. È stato
stato molto molto intelligente. Tacco di Lapiana, che giocata ancora una volta. Varela la controlla, poi resta allontana De Marino. Rechichi, verticale, Vaccaro. E poi Tuccio lascia la rimessa a Rechichi, che non ha fretta di battere. Vittorio Gara dice ok, battere con qualche secondo di ritardo, però devi andare un po' più indietro. Messa molto lunga. Tuccio fuoriesce in dribbling, ma palla poi allontanata per cercare Varela. Baglione sta cercando anche lui di accendersi, dialoga con Lapiana, vediamo se da palla di ritorno, lo fa adesso con l'esterno, grande idea. Baglione mette dentro Varela, l'anticipo anche su Capitan da Silva, ma non verso la porta. E adesso Vaccaro, anche lui riesce a fare una buona giocata, poi travolge Salvia. Vediamo, non c'è cartellino però. Il poliziotto dice forse alla prossima Tammonesco, però vediamo. Fallo in ritardo, Salvia è anche un po' arrabbiato, dice questo è giallo. Non è dello stesso avviso, però il signor poliziotto è chiaramente l'unico a poter chiaramente dare cartellini. Da Rechichi. Palla lunga direttamente da Scuffia. Oggi buona gara sia per Scuffia che per Dregan, due portieri che sono già intervenuti in più di un'occasione a sventare le occasioni, soprattutto Scuffia. Tiro di Tuccio, giusto per dirne uno, ma anche il destro di Lofaso in questo caso. Lapiana sbaglia il passaggio, forse il primissimo errore da parte del funambolo numero 10. Pusic col fisico, Varela lo ostacola e rompe il pallone. Grande qui il lavoro da parte dell'attaccante. Lapiana con il destro per Varela, scivolata puntualissima di De Marino, poi concede la rimessa. Però Pusic non è la prima volta che prova queste giocate anche molto complicate. È vero, gli sono riusciti in un paio di occasioni, però in altre ha perso palloni velenosi. Vaccaro con il sinistro verso Malle, anzi verso Palermo, e allontana la difesa come può. Palla che rimane lì. Ghigni, Loduca, Demin lascia Vaccaro alla Piana, palla che viene alzata poi in verticale su Vaccaro, e forse qui Frangiamone ha fatto una scelta non proprio corretta, perché aveva tutto l'interno libero, invece ha preferito appoggiarsi su Vaccaro, una scelta che poi non si è concretizzata come positiva, con palla in rimessa. Sicuramente ha ringraziato l'Akragas con il mister Favaril. Momento, una gara molto intensa, tanti contrasti, ma anche un gioco molto all'inglese da parte del signor Francesco Polizzotto della sezione di Palermo. Poi abbiamo anche per completare Raffaele Trapasso della sezione di Vibo Valencia, poi invece l'altro guardalini è Antonio Plutino di Lamezia Terme. Poi fallo, per una volta non c'è il giallo e forse il cenno. Nel frattempo si continua a giocare, ma chiaramente c'è del fischio. Dicevamo, non è stato ammonito in questo caso, però forse è un po' il metro di giudizio usato anche per Vaccaro, né da una parte né dall'altra. Sono andati gialli, di conseguenza anche corretto. Palermo, Demin, rilancio lungo per la Piana, testa di Ghigné, molto bravo per l'anticipo. Poi vince il duello fisico, palla che va dalle parti di Frangiamone, però c'è un fallo. Si arrabbia tanto la Piana,
forse voleva un calcio di, anzi o meglio voleva forse un giallo, perché il calcio di punizione è stato comunque dato dal direttore di gara. Fallo di Salvia in questo caso, rimane invece giù Lamine Ghigné, ma soprattutto Francesco Vaccaro che si tocca la tibia, claudicante il primo, ancora a terra invece il secondo. Calcio di punizione, una mattonella piuttosto simile rispetto a quella che abbiamo commentato in precedenza. Con il colpo di testa di Varela si chiedeva un calcio di rigore, nel frattempo 1 minuto di recupero dato. Punizione battuta corta con Baglione, le finte, va sul mancino, calcio verso la porta, direttamente sulle curve vuote dello stadio Esseneto di Agrigento. Oggi è un gran bel pomeriggio, fortunatamente non sta piovendo e dunque non rovina quella che è invece una grande partita. 0-0, ma come dicevamo in precedenza non fatevi ingannare dal risultato. Una gara molto entusiasmante. Nel frattempo entra in rimessa dal fondo Tregan, lancio lungo, la controllo Fasio sempre con tanta eleganza, poi Camilleri qui si fa passare, poteva passare dal pallone, Di Stefano lo può puntare, cerca il passaggio ma sbaglia perché il rimorchio è puntuale Malle, e poi con questa azione finisce il primo tempo, risultato di 0-0, una partita veramente tanto divertente, non ci possiamo annoiare al momento. 0-0, ma come dicevamo in precedenza non fatevi ingannare dal risultato, perché in realtà abbiamo avuto tante occasioni, su tutte citiamo quella di Vincenzo Tuccio che con il destro si era allargato tanto bene, poi in diagonale ha trovato l'opposizione di Scuffia, l'ha trovato sicuramente Varela tra i più propositivi, ma anche chiaramente Calogero Lapiana che al momento sta facendo ammattire la difesa avversaria. Poi protagonisti anche i due portieri. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi, perché solo secondi di Sportissimi il secondo tempo della sfida. A dopo! Volevamo fare un risultato positivo, sapevamo che oggi era difficile contro una squadra in salute, una delle migliori del campionato, però avevamo bisogno di ritrovarci e oggi i ragazzi hanno offerto una grande prestazione. Poi siamo rimasti in 10, Adamo si è fatto male, quindi è stata un po' in salita per noi, però hanno risposto tutti alla grande e credo che abbiamo meritato la vittoria. Già giocava con un problema alla costola e infatti ha fatto l'infiltrazione per esserci oggi, però sapevamo che non era al meglio, però per fortuna diciamo fino a quando ha giocato ha fatto anche il gol vittoria, quindi va bene così. Ne abbiamo parlato, però penso che oggi non era Frisella da rosso diretto, poi dico non so l'arbitro cosa ha visto, però è un problema che ci portiamo dal girone d'andata e cercheremo di lavorarci perché in modo che non capiti più. Andiamo all'Ascari che è tutt'altra partita, anche perché il Ascari se non sbaglio è ultimo in classifica, quindi venderà cara la pelle e la dobbiamo preparare al meglio. Però oggi ho ritrovato la mia squadra, i ragazzi sono ritornati e questo mi fa ben sperare. Non so se lo Sciacca avesse avuto la testa alla Coppa, ma non mi è sembrato, perché ha fatto una buona partita, è stata in partita fino all'ultimo, ha cercato di pareggiarla, però devo dire che i ragazzi in settimana l'hanno preparata abbastanza bene, volevamo a tutti i costi tornare alla vittoria, sapevamo che avevamo davanti un ostacolo insormontabile, e però questo Castellamare ha dimostrato che quando gioca con la testa, gioca con il cuore, gioca con la voglia, con la grinta, riesce a raggiungere risultati anche contro squadre blasonate come lo Sciacca, per cui auguro le migliori fortune e se possibile, visto che è del girone A, di portare la Coppa a Sciacca, perché lo meritano intanto questi tifosi splendidi che hanno a seguito e una dirigenza assolutamente all'altezza della situazione e abbastanza solida. Tornando alla partita, ritengo che alla luce di quello che abbiamo visto nei 90 minuti la vittoria sia meritata, perché comunque finché siamo rimasti 11 contro 11 abbiamo subito solo il loro palleggio, però ricordo particolari parate di Paolo, ho visto soffrire particolarmente la squadra, nel senso che ci siamo abbassati per una scelta tecnica, per troppi lì in contropiede, poi arrivato il gol dello stoico capitano
e Andrea Adamo che ha giocato con una costola inclinata e poi nell'occasione del gol si è fatta male. Poi purtroppo l'unica nota negativa che ci complichiamo la vita da soli, Frisella ha pensato bene, così come hanno fatto altri suoi compagni, di lasciarci in 10, questo non deve capitare, ma in settimana prenderemo seri provvedimenti perché le partite le dobbiamo finire in 11 e purtroppo è un cliché di quasi ogni domenica di finire la partita in 10, però qui è venuto fuori il cuore del Castellammare. Volevo sottolineare la prestazione di tutti, ma su tutti Guaiana è stato veramente encomiabile, ha lottato da solo, ha tenuto pallone, ci ha fatto salire. Dico, abbiamo vinto veramente perché volevamo vincere con cuore, con la grinta per allontanarci dalla zona bassa della classifica. Adesso con 23 punti possiamo un attimo respirare e guardare il futuro con ottimismo. Buonasera amici di Sport Easily, siamo qui in compagnia del direttore sportivo Antonio Tosto dell'Accademia Trapani. Volevamo un commento a caldo sulla partita appena conclusa. Avete affrontato il Partini Caudace, è stata una grande partita, un commento secondo voi? Ma il commento a caldo che posso fare è che abbiamo voluto questa vittoria e ci siamo riusciti. Venivamo da 3 sconfitte consecutive e sinceramente la squadra soffriva parecchio di questi risultati che avevamo fatto. Oggi è stata una partita quasi fantastica, però si era messa subito in salita, però poi l'abbiamo ribaltata grazie ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine. Oggi tantissimo cuore, veramente, la partita si era messa male, sbloccata grazie a un calcio di rigore, perché oggi veramente c'è stato da combattere dal primo all'ultimo minuto. Secondo voi? Secondo lei? Vorrei sapere quanto è importante poter fare affidamento sugli uomini dalla panchina che subentrano. Ad esempio il gol è venuto proprio con questo è una cosa che noi abbiamo programmato sinceramente, perché avere in panchina persone che sono come titolari per noi è tanta cosa. E sinceramente quando il mister è a disposizione, si gira dietro e vede che può fare affidamento di più giocatori, questo significa che stiamo programmando bene, rispetto magari a qualche anno fa che eravamo un po' a corti di giocatori.
Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa sfida tra Akragas e Favara. Un risultato che al momento è fermo sullo 0-0, ma come dicevamo anche nel corso della prima frazione non bisogna mai lasciarsi ingannare dai risultati, perché uno può pensare a un 0-0 con poche emozioni, non è così in realtà. Sicuramente grande merito dei portieri, ma anche delle fasi difensive. Ho visto tante azioni sia da una parte che dall'altra, soprattutto un po' di più stampo Akragas che riparte senza cambi, dall'altra parte anche il Castrum Favara non effettua delle sostituzioni. Vediamo, qualcuno in realtà si sta riscaldando sia da un lato che dall'altro, però non dovrebbero esserci stati cambi e dunque si riparte con gli stessi 11 sia da una parte che dall'altra in campo. Sicuramente chi sta giocando una grande gara è Calogero Lapiana in casa Castrum Favara, il giocatore probabilmente più attivo dei suoi. Inizia anche il secondo tempo con questo pallone subito gettato in avanti per Lofaso che fa un velo verso Tuccio. Dicevamo quindi Calogero Lapiana una grande prestazione, Paglioni forse non bene nei primi 30 minuti, poi invece nei successivi 15 l'abbiamo visto finalmente ritornare in gara. Intanto palla subito in verticale per Varela che calcia col destro, la smorza, poi diventa quasi un assist ed esterno della rete, un brivido, e che brivido per l'Akragas che dicevamo stava giocando sicuramente meglio nella prima frazione, ma adesso ha concesso un'occasione incredibile a Lapiana che se l'è mangiato col mancino, palla fuori. Che occasione! Frattempo approfittiamo di questo momento di pausa per ringraziare qui da parte del Castrum Favara l'Akragas per quella che è stata la concessione gratuita della partita, così come è stato fatto all'andata in virtù della disposizione di chiusura del settore ospiti riservato alla tifoseria ospite. Il coordinamento della diretta è di Giuseppe Piscopo, responsabile nonché dell'area comunicazione Castrum Favara. Poi ringraziamo anche il collega Davide Sardo per questa diretta. Nel frattempo si ritorna in campo con Loduca con l'esterno, lotta Paglione, tra anche il fango in campo. Sicuramente la pioggia non ha aiutato le condizioni del campo in mattinata, fortunatamente sta reggendo e anche con discreta tranquillità il tempo, però sicuramente uno dei fattori, uno dei temi di questa gara potrebbe essere l'influenza del campo. Intanto Ghignet ci regala una grande scivolata dritta sul pallone, guadagnando anche la rimessa. Messa quindi con le mani, con Recchichi. Tuccio la tocca, ma non bene perché non la controlla. Baccaro con le mani, ha colpito tanto Loduca, infatti lo vediamo praticamente al centro, invece vicino a Baccaro c'è Demin. Vista anche la partita, insomma i punti in palio sono tanto importanti per obiettivi differenti, da un lato l'Akragas per la salvezza, dall'altro lato invece Castrum Favara per cercare un sogno chiamato playoff, molto distante, è vero, però bisogna crederci fino all'ultimo. Pasic va giù, voleva anche un fallo, un cartellino giallo qui Pusic, ma non per il signor poliziotto. Come dicevamo, abbiamo visto più volte Pusic fare questo tipo di giocata, ovvero incunearsi centralmente col pallone tra i piedi. A volte è andata bene, a volte un po' male, con palloni persi a centrocampo, però insomma è una gara sicuramente positiva, un po' meglio nei primi 30 minuti anche lui, un po' più fatica invece nei secondi 15. Nel tempo non aggancia il pallone Ghigné con Scuffia che fa prendere il pallone dietro la porta, guadagna anche qualche secondo, ha avuto 48 di gioco, sono passati infatti 3 minuti e mezzo dall'inizio della seconda frazione, ritmi subito altissimi con la possibilità di andare in zona rete per Lapiana, poi invece sprecata dal 10 su quello che era inizialmente con molta probabilità un tiro di Varela,
poi diventato in realtà un assist per la Piana. Vediamo palla lunga, la tocca Christopoulos, prova ad autolanciarsi, poi fa sportellate, prende una spallata, tutto irregolare chiaramente da parte di Demin, che è sempre molto attento e pulito, questo giovane giocatore classe 2004, 21 anni, insomma ancora molto giovane, 20 anni, scusa. Ripetiamo per l'ultima volta, per aspettare, adesso chiede una Serdichia, Bianca, targata Firenze Como 897, Napoli Doloroso, Serdichia, Bianca. Rimessa con le mani, battuta dentro la di rigore, Tussio si gira, crossa dentro, palla viene allontanata, poi si impenna testa di Baglione e poi la Piana cerca di controllarla con il tacco con l'esterno inserito dall'altro numero 10 che lo fa, sfida tra numeri 10, la Piana scivola, lo fa, scivolata ancora, la Piana ancora, che giocata, libera Baglione, palla in verticale per Varela, in fuorigioco, infatti lo sa, si ferma sul sinistro, traversone di Di Stefano, testa di Baglione, rimane Varela, dritto tra le braccia però di Dragan, e questa è un'occasione gigantesca, ancora una volta capitata tra i piedi del numero 9, palla però in bocca al portiere. Questa era una grande idea con il traversone da parte di Di Stefano, anzi di Frangiamone, chiedo scusa chiaramente, con questa buonissima idea dove Varela è stato tanto intelligente perché era in fuorigioco, si è estraneato dal pallone e ha lasciato avanzare invece sull'ottmancino Frangiamone, che ha messo dentro un cross preciso di testa. Baglione era anche arrivato non ad impattare verso la porta, ma diventando un assist per il compagno. Poi purtroppo per il Castro Favara non ha sortito alcun effetto, per fortuna invece dell'Agres. Palla direttamente tra le braccia di Dragan. Dopo cresce il tifo da parte dell'Akragas, Frangiamone si è fermato, palla dentro, direttamente da Dragan, questa volta brutta l'idea da parte dell'esterno mancino, classe 2006, lui che attacca decisamente di più rispetto a Camilleri, che qui lo vediamo infatti quasi toccare con la mano. Classe 2005, Camilleri, come Samuele, sicuramente una gara un po' opaca per lui, non ha spinto molto su quella fascia, complice anche chiaramente il gioco che si è sviluppato maggiormente sul lotte di sinistra con Frangiamone, ma soprattutto con Calogero La Piana. La Piana, Ghigne tocca il pallone, lo fa bene perché glielo ruba, lo fa, sto aggancio non perfetto, dicevo Catenella lì, poi scivola, l'ennesima volta in cui scivola Simone Lofaso, che poi si infuria un po' con l'arbitro, poi non viene chiamato l'uomo, e infatti La Piana anche qui con i compagni dice: perché non me lo chiamate? Tuccio, buona giocata, poi esce bene Palermo in grande spolvero con un contrasto preciso, palla ancorata tra i piedi, c'è Tuccio però preferisce appoggiarsi da Loduca. Al momento Tuccio sembra il giocatore più difficile da fermare in casa Akragas, perché lo vediamo sgusciare con la sua tecnica, più volte è andato via le difensori del Castrum Favara, che effettivamente hanno dimostrato aver qualche problema a tenerlo, perché tecnicamente in velocità è veramente un osso duro. Camilleri allarga dalle parti di Baglione, la sola posizione di Camilleri, forse la prima della partita, la tiene bene lì, poi c'è con il traversone, trova però in pieno l'opposizione da parte dell'avversario, poi esce da Silva molto bene, capitano Tuccio, spinto da Demin, non c'è cartellino ancora però, Tuccio si lamenta, dice: sono stato spinto in maniera irregolare, l'arbitro dice: sì, ok, questo è vero, però non c'è giallo, che invece era quello che chiedeva il 77. Infatti sono passati quasi 9 minuti, infatti siamo al minuto 54. De Marino
poco preciso qua. Lo è stato molto nel corso del primo tempo, adesso non bene. Messa un po' rivedibile da parte di Loduca, palla lunga per Varela, testa di Da Silva, mette giù Pusic, si gira sempre molto bene, poi sbaglia il passaggio, forse la cosa più semplice, palla in verticale, anticipato la piana, scivolata di Malle sul pallone, era molto vicino quel signor poliziotto, a terra Pusic, ma si continua. Vaccaro, traversone per Varela, allontana Da Silva, palla che va sull'otto di sinistra, arriva Frangiamone, l'ultimo tocco, però è proprio del 3 e dunque rimessa dal fondo, nel frattempo si alza Pusic. Domagoj Pusic, 33 anni, classe 1991, insomma, giocatore di grande esperienza e gioca vicino a Gabriele Salvia, che invece è un classe 2004, ex Canicattì. Messa lunga di Dregan, ma giù si continua tutto regolare, poi lotta Malle, Palermo allontana, ma nei piedi di Pusic, mette giù, sbaglia ancora una volta, Palermo è molto bravo ad intercettare, qui in fase di interdizione sta facendo un grande lavoro il numero 4, libera Varela, il controllo non è positivo, poi si allunga forse un po' troppo la palla, è defilato, vuole dribblare, salta l'uomo Varela, che giocata, tenta di rigore, Varela ancora una volta, fermato, calcio d'angolo, no, rimessa al fondo. Qui un grande lavoro di Varela che prima sembrava quasi essersi chiuso sull'otto di destra, in realtà poi una finta è rientrato molto molto bene, poi chiuso invece dal rientro della difesa del Gigante. Da Dregan dunque in rimessa lunga. Le torri, Tuccio, esce Loduca, serve però Tuccio ancora una volta, sempre molto tecnico il 77 ex San Cataldese, Lofaso, Tuccio, Da Silva, per lui un gol in campionato, classe diciamo 98. Lofaso prova ad allungare un po' con la zona occipitale, poi sbaglia, rientra bene sul destro, palla fuori per la conclusione di Tuccio, murato da Palermo, calcio d'angolo. Quindi corner dopo diversi minuti di assedio da parte del Castrum e Favara. Adesso vediamo invece nuovamente l'Akragas riportarsi, rigettarsi in avanti, e c'è un corner da parte battuto da Tuccio, che sicuramente vorrà le torri in mezzo. Da Silva è già dentro la rigore, Lofaso invece lo vediamo fuori, e infatti palla proprio su Simone Lofaso, la controlla molto bene, palla di ritorno, Tuccio anche lui rientra con il destro attraversato sul secondo palo, Rechichi salta più alto di tutti, poi la palla in realtà è anche fuori. Quando sono passati 13 minuti dall'inizio di questo secondo tempo, 58esimo per essere proprio precisi al millimetro, anzi al centesimo in questo caso, più corretto da dire. Scuffia, nel frattempo fa amicizia anche con i raccattapalle fuori, perché scambia un pallone, lo sistema e andrà come sempre, presumibilmente lungo, testa salta Pusic, ma cade anche giù, poi smanaccia e allontana invece senza troppi problemi, anche senza, diciamo, battere allo stile di Mille. E lì quando arrivi in difesa non devi badare molto allo stile, devi gettare la palla lontana, perché anche un controllo sbagliato con un campo anche come questo, che non è mai facile giocare,
un controllo sbagliato, un rimbalzo non opportuno potrebbe creare veramente tanti danni. Infatti Lemine non ha rischiato praticamente nulla. Cross dentro con le mani, scuffia con i pugni, anzi per essere precisi. Sarà rimessa laterale, attacca Tuccio. Mezza 2, buona giocata da parte di Salvia. Alex Canicatti avanza, si appoggia Tuccio, traversone dentro verso i compagni, poi Pusic la controlla, poi un po' litiga con il pallone, litiga soprattutto col suo avversario, poi tacco di Varela, molto bravo a liberare la piana, però il pallone è ancora Akragas. Infatti quello che dicevamo, non bisogna far rimbalzare tanto il pallone, perché infatti Di Stefano è un po' in difficoltà, la palla per come ha rimbalzato ha preso una velocità praticamente imprendibile e lì Di Stefano non ha potuto fare nulla. Di Minner, Vaccaro si è visto un po' di meno rispetto alla prima frazione, dove saliva praticamente tantissimo da braccetto di sinistra. Loduca, sale un po' lui di più adesso. Paglione, Loduca, esce da Silva sulla pressione, commette anche fallo, no. Mezza 2, prova a sfondare tutto Paglione, palla che non passa invece il pallone con la piana, dialoga, Paglione, libera Varela che guarda la porta, cerca il tiro col mancino, viene chiuso da Ghigni, ancora una volta perfetto in fase difensiva, lo vediamo tanto largo, ma in realtà quando attacca il Castrum Favara lo vediamo invece stringere tanto la sua posizione. Nel frattempo starà per entrare Okusen Mudryski, attaccante dell'Akragas. Sicuramente la sua fisicità potrebbe dare delle opportunità in più, chiamiamole così, anzi mi correggo, opportunità diverse all'Akragas, perché sia Tuccio che Christopoulos stanno giocando bene, soprattutto il 77. Christopoulos in realtà dopo un buonissimo primo tempo, poi un attimo affaticato, però esce Lofaso, entra Mudryski, tra gli applausi anche l'uscita chiaramente di Lofaso che ringrazia il pubblico. E oggi l'assenza di Meola e Palazzolo si sentono, soprattutto in zona gol, perché diciamo la Vegas ha fatto 12 gol in questo campionato, 4 dei quali, quindi un terzo, da questi due calciatori. Fatico Mudryski carica la curva, calcio d'angolo, allontana proprio Mudryski che cercava questo pallone, poi il contrasto preciso con Raul Malle, centrocampista classe 2000, che è anche uno dei più esperti di questa squadra, perché il più grande è chiaramente Tommaso Scuffia, però poi c'è Vaccaro che è in classe 99. Poi abbiamo proprio Malle, tanto il rinvio non è perfetto, Christopoulos per Mudryski, l'occasione, Mudryski! E qua se l'è divorato, ha avuto subito una ghiotta occasione, palla fuori. Qui grande palla di Christopoulos, però Mudryski ha sparato in alto, ma si è fatto subito vedere il numero 9. Loduca, si fa vedere il Paglione, palla su Camilleri, lungo di testa, la tocca come pola piana, poi l'anticipo di Rechichi, sempre molto pulito nel modo di toccare il pallone. Loduca, Vaccaro cerca di avanzare adesso, di portarsi anche Mudryski che però lo lascia lì. Vaccaro, palla dentro, la controlla come può, poi cross di Frangiamone, un po' troppo a campanile di Dragan, molto bravo invece ad uscire.
poi poteva sicuramente rilanciare velocemente, ma complice anche il Favara che si posiziona davanti con un pizzico di esperienza e diciamolo anche un po' di malizia, chiaramente non fa mai male, chiaramente, per non farlo battere rapidamente. Nel frattempo segnaliamo come Tuccio abbia, diciamo, preso la posizione di Lofaso, perché Mudrischi sicuramente fa la punta centrale, ma questo era già appurato fin dai primi movimenti. Dall'altra parte invece Tuccio dovrebbe essersi un attimino arretrato nella posizione. Dall'altra parte invece Gioele Gianni Testoni dovrebbe entrare per il Castro Favara per dare nuova linfa. Intanto fallo, c'era anche il gol, però uomo fermo di Tuccio, e qui si è lasciato andare ad una conclusione di futsal per gli amanti del calcio, non soltanto a 11 ma anche a calcio a 5. Ricordiamo come Sportisini segua anche tante squadre nel mondo del futsal, che Tuccio ci ha voluto fare vedere come si calcia di punta, trovando anche il gol, insomma, non male. Va a rientrare sul destro, Baglione forse la tocca con la schiena, poi Ghigne in anticipo travolge anche Baccaro, però non c'è nulla. Gioco momentaneamente fermo, minuto 65, piccola pausa però. Si torna in campo immediatamente con Mal, si appoggia la Piana, prova il traversone, Recchi allontana, poi la Piana forse tocca il pallone e infatti lo tocca la Piana, il direttore di gara dice l'hai toccata, mi dispiace, si è visto, e difatti è rimessa a Kragas. Con le mani Rechichi, testa sale Mudrischi, non la tocca, poi Maccaro non rischia un retropassaggio difensivo, preferisce invece andare un po' alla cieca, stando a campanile questa palla, ma in rimessa laterale. Tuccio scambia con il compagno, palla dietro, Pusic in verticale, la controlla Christopoulos, guarda Mudrischi, cerca infatti un traversone per il numero 9, palla deviata, calcio d'angolo. Adesso crediamo che salgano un po' tutti, infatti è proprio così quello che fanno, con Tuccio che andrà a battere. Rimangono dietro Di Stefano e Salvia, due giovani, una bella gamba. Dall'altra parte invece è la Piana per sfruttare i contropiedi, invece Varela chiaramente dà una mano all'interno dell'area di rigore con la sua stazza fisica. Calcio d'angolo, va Tuccio, Scursi a Quaglie, anche un po' perde il pallone ma riesce comunque a salvarsi, poi prendere Kiki, non c'è nulla, palla deviata, adesso De Minne, Camilleri sbaglia il tocco e Salvia con Camilleri si continua, Mudrischi può andare sul destro, proprio un dribbling di troppo, però c'è un calcio di punizione. Si chiedeva un giallo per Camilleri, reo di aver commesso un'irregolarità con un po' troppa veemenza, effettivamente è saltato molto duro, però comunque un contrasto di gioco regolare. Fatto giù Salvia, però fortunatamente tutto ok. Ed è calcio piazzato, andrà con la 77 Vincenzo Tuccio, ex San Cataldesi, dicevamo. Nel tempo continua a riscaldarsi diversi uomini per il Castrum Favara, vediamo chi potrà subentrare per mister Infantino. Fattuccio, palla sul secondo palo, libera, testa molto bene De Min, sempre molto pulito. Poi Salvia, traversone ancora, attraversa tutta la di rigore per cercare Salvia, ma in realtà questo lancio da esterno a esterno è anche un po' difficile. Scuffia.
palla lunga con il petto geniale verso Baglione, si insegue, va giù, non c'è nulla, si continua ancora a perseguire il poliziotto. Buono qui il break da parte dell'Akragas, palla verso Modrischi, però sprecata. In questo caso Salvia poteva sicuramente giocarsela molto molto meglio. Mudryk torna dietro con l'esterno, molto elegante il tocco di Salvia verso Christopoulos. Tanta personalità per il 2004 ex Canicattì, che sta giocando una buona gara, lo vediamo anche con tanta intraprendenza, voler fare la giocata, e a quell'età non è mai scontato che sia così, perché comunque è molto giovane. Nel frattempo c'è un cambio per il Castrum Favara, arriva adesso, vediamo chi entra, vediamo chi esce. Entra, come dicevamo, Deiana Testoni ed esce La Piana. Questo è un cambio interessante perché esce probabilmente il migliore in campo del Favara. Vediamo come sarà l'ingresso in campo di Deiana Testoni. Sostituzione Favara, esce il numero 10 La Piana e il numero 20 Deiana. Vediamo come subentrerà al minuto 70, nel frattempo anche qualche applauso per lui. Qualche applauso poi che Screzio con La Piana durante la sua uscita. Buona gara per lui, pesa sicuramente quell'occasione avuta dopo qualche minuto all'inizio del secondo tempo, però una gara sicuramente positiva. Calcio di punizione, salta De Min, palla che si impenna, salta anche Salvia, palla che rimane in Rekichi, che la va rimessa dentro. Deiana cerca di lottare, non riesce, poi Rekichi lotta, lo fa Deiana, scivolata di Rekichi sul pallone, e poi la fa vedere anche Deiana. Si chiedeva un calcio di punizione, non c'è nulla però. Insomma, scivolata energica da parte di Rekichi sul pallone, nettissima, così come quella di Deiana un istante successivo. Tempo beve un po' anche Camilleri, classe 2005, ricordiamo, 19 anni. Salta Varela, poi Pusic, Da Silva, sbaglia il passaggio, scivolata ancora di Malle, però commette fallo Tuccio. Ha praticamente la maglietta ormai. Poi Tuccio dice qualcosa e Malle dice mi hai colpito col gomito, probabilmente è questo, perché ha mimato, almeno la prossemica ci dice questo. Però poi sicuramente non complimenti da parte di Tuccio. Diciamo, ormai Malle praticamente non ha la maglia più di colore blu, ma ormai è marrone per tutte le scivolate che ha fatto in questa partita. Quindi buon lavoro, e subisce anche fallo Christopoulos, che nonostante di ruolo faccia l'attaccante, aiuta tanto che in fase difensiva. Questo non può far altro che far piacere a mister Favarin. È ancora giù però, forse anche un po' stanco. Minuto 73 di gioco, 0-0 il risultato, nessuna rete al momento, però una gara molto divertente. Tocca Malle, poi Pusic, Modrischi la controlla, allontana pure Vaccaro, palla lunga, Varela, scontro, si tocca la testa Da Silva, forse il giudice fermerà il gioco, ed infatti proprio così bisogna fermare il gioco sempre quando c'è un colpo alla testa.
e infatti entra anche lo staff medico della formazione di casa, perché il capitano ha preso una botta. Gioco momentaneamente fermo, 74 sul cronometro. Nel frattempo vi diamo anche contezza di quelli che sono i risultati per tutti gli amanti del girone I di Serie D. Vediamo la Cirella infatti al momento 1-0 in casa contro il Ragusa, un altro derby siciliano. Poi l'Enna al momento invece sotto con la nuova Igea Virtus, 1-2 risultato, 0-2 invece per la Scafatese contro il Licata allo stadio Dino Liotta. Poi 1-1 tra Paterno e San Cataldese, altro derby, Regina e Sant'Agata 2-0 con la Regina che come sempre insomma sta brillando in questo campionato, ma lo sapevamo. Poi la San Biase che al momento è ferma col Pompei, questo forse è un po' il risultato un po' più difficile da pronosticare alla vigilia. 1-1 invece come sempre il Siracusa vola in classifica, 3-1 contro la Nissa, altro derby siciliano, e infine Vibonese Locri 1-0. Questi insomma i risultati. Chiaramente l'altra partita che non abbiamo citato è proprio Agragas contro Castrum Favara 0-0, nonché l'unica con un pareggio a reti bianche. Si ritorna nel frattempo in campo, abbiamo approfittato di questa piccola pausa per dare delucidazioni sui risultati. La classifica insomma si continua a muovere con tanti piccoli movimenti, tanti piccoli passaggi, ma siamo soltanto alla 20ª giornata, c'è tutto il girone di ritorno praticamente da giocare. Da Silva avanza col mancino, cross non preciso, e qui la mette giù molto bene Baglione col fisico Pusic. Poi Varela lotta, spalla alla porta, riesce a scambiare il pallone con Male che va l'ennesima volta a terra, sconto col suo avversario, poi Frangiamone commette fallo ma si contiene a regolare il vantaggio, che però non si concretizza, e dunque calcio di punizione. Ancora nessun giallo estratto dal signor poliziotto, vediamo se nei successivi 15 minuti ne vedremo qualche duro. È una gara comunque corretta, molto maschia nel modo di giocare, però anche corretta. Qualche screzzo in campo chiaramente c'è stato. Sfido chiunque in una gara così importante non avere anche un piccolo diverbio con un avversario, però l'importante è che siano sempre all'interno di una limitazione sportiva, dunque dei falli comunque sportivi, tecnici, ecco, senza eccedere. Ghigné scivola anche lui, e poi come da Silva in precedenza colpo alla testa per Varela, che come sempre è molto utile anche in fase di difesa. Momento gioco fermo quando siamo al 77esimo di gioco. Sempre a terra però, si è rialzato adesso. Varela ha avuto una ghiottissima occasione nel secondo tempo, sparando però di sopra al portiere avversario. Poi in realtà ha fatto tanto lavoro sporco senza avere nuovamente la possibilità di ritrovarsi davanti a Dregan. Infatti poi c'è un altro cambio per il Favara, fuori Frangiamone che in precedenza ha anche rischiato un cartellino giallo. Entra con la 19 Pio Jordan Amore, anzi no, con la 13, scusa, Gabriele Tavella, classe 2006, e si posiziona a destra con Camilleri che invece andrà sul versante opposto e dunque a occupare la posizione di Frangiamone. Baglione, Mudrischi lavora bene di sponda, poi sbaglia invece del tocco Salvia. Baglione cerca lui di prendersi tutte le responsabilità, brutto fallo di Salvia qui, rischia tanto ed è giallo qua, ha rischiato anche qualcosina di più forse Salvia, perché la palla era lontana, aveva già scaricato da almeno qualche millisecondo potremmo dire. Baglione, Salvia invece l'ha preso dritto da dietro, un brutto fallo, diciamo anche un po' rischiato qualcosa di più, però cartellino giallo per l'ex Canicattì. Sarà quindi calcio di punizione sull'out di destra. Vediamo Baglione che si è però rialzato, ma soprattutto Vaccaro col mancino potrebbe trovare una
un effetto importante da qui. Invece è uno schema con vicino Baglione, poi Palermo, Baglione, Vaccaro, ancora Baglione, traversone dentro Dregan, molto bravo qui a mettere tutti d'accordo e rilanciare con una volley spaccata la velocità di Tuccio, però in anticipo c'è Palermo che sta correndo veramente, sta facendo la maratona. Non saranno 43 km quelli fatti da Palermo, però credo che ne abbia fatti veramente tanti. Vaccaro col mancino a cercare lo scatto, va giù ma si continua, non c'è nulla su Baglione. Pusic guarda sulla fascia sinistra perché sa che c'è Di Stefano che lì è sempre presente, può puntare l'uomo, va giù con Tavella, commette fallo, che giallo. Avevamo detto nei primi 70 minuti non c'erano stati cartellini gialli, invece negli ultimi 3 minuti 2 consecutivi. Tavella da un lato, dall'altro invece con la 23 Gabriele Salvia. Insomma, due giovani, 2006 e 2004. Qui molto bravo Di Stefano nella giocata, e qui aggiunge un colore alla maglietta spettacolare dell'Agrias, biancazzurra. Adesso però c'è anche il marrone a fare da cornice un po', anche come nella maglietta di Tuccio, che vedete qui sotto in nostra postazione. Tuccio, palla lunga, cerca il secondo palo, libera Varela come può. Adesso si è un po' calmato anche il tifo di casa. Ghigné, da ultimo uomo, rischia, qui sbaglia, infatti decisamente non solo la giocata ma anche l'idea, perché era un cambio di gioco non forse ottimale, però c'erano anche due calciatori del Castrum Favara molto vicini, quindi forse invita a allontanarsi la palla il più velocemente possibile. Malle va giù con Tuccio, ancora una volta con Malle, e già è un diverbio che è iniziato diversi minuti fa e che continua ad esserci per tutta la partita, e sicuramente fino al 90° lo vedremo questo scontro. Baglione la controlla come può, poi cerca di incunearsi dentro Deiana, ma poi sbaglia, scivolata pulita sul pallone, che intervento. E poi palla gettata in avanti, cercare la testa di Christopoulos, c'è Mudryski, vince il primo duello di fisico. Mudryski ancora forse se la porta fuori, invece no, il passaggio non è giusto e dunque Lo Duca. Tavella, Raul Malle, un po' rischioso ma ben fatto. Lo Duca, Malle esce benissimo dalla pressione, il Castrum Favara. Baglione si gira con l'esterno, apre dalle parti di Deiana che può puntare, guarda l'esterno verso Varela, l'idea era sicuramente corretta, Varela però forse un pizzico stanco, chissà che magari non arrivi un cambio. Vaccaro, traversone dentro, palla che rimane a rimorchio, Baglione col destro e deviazione di Rechichi che poi si tocca dolorante la caviglia, probabilmente si era messo morbido e quindi nel modo di murare la conclusione gli si sarà piegato un po' il piede. Questa è un po' una piccola ricostruzione, troppo anche tanto dolorosa perché chiaramente l'ha subita. Nel frattempo c'è un altro cambio perché dovrebbe iniziare la gara di Christopher Stinchenko per Camilleri, vediamo perché è molto vicino. Eh sì, Camilleri per Stinchenko, fuori un 2005, dentro un 2005, insomma non cambia nulla in termini di regolamento. Sarà quindi calcio d'angolo, vediamo come si andrà. C'è Baglione che si è allontanato però dentro, forse un po' troppo lungo, con Lo Duca che prova a lottare.
Minuto 84, mancano 6 minuti più recupero, non crediamo che possano esserci tanto minutaggio. Non ci sono state molte interruzioni, giusto quelle regolamentari tra cambi, interruzioni varie, però crediamo che più di 3 minuti non ci possano essere. Vedremo se magari ci saranno diversi cambi, forse nei prossimi minuti, perché è pronto un altro cambio per il Favara adesso. Vedremo. Dejana per Stichenko è fresco, lo vuole fare vedere, salta l'uomo, buona giocata, va sul sinistro, salta tutti, cross dentro, Murato, poi va giù, scontro con Salvia, non c'è nulla. Poi si scontra con Rekiki, ma tutto ok. Palermo come sempre giganteggia a centrocampo, è sicuramente uno dei migliori in campo insieme alla Piana per il Castrum Favara, però 90 minuti se li sta facendo qui Palermo. Paglione, Palermo, Malle vuole infilarsi in mezzo a due, lo ferma con le buone, poi invece lui con le cattive, con il braccio a toccare il pallone, calcio di punizione. Momento c'è un altro cambio, un doppio cambio dentro Violante per l'Acragas con la maglia numero 15, anzi 13. Violante con la 13 dal posto di Chine, nel frattempo invece lascia il campo Raul Malle, grande partita anche per lui con la maglia numero 15 invece Mutasiru. Christopoulos invece lascia il campo, come ben detto dallo speaker, dentro Violante. Invece dicevamo centrocampo per il Favara, fuori Mal, dentro Mutasiru, che cercherà di dare magari maggiore corsa e linfa a centrocampo in un momento forse di stanchezza da parte di Mal, che qualche minuto accusava forse un po' essere in debito d'ossigeno. Adesso controtempo Ghigné. Frattempo sempre il risultato di 0-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili. Una gara molto divertente, tante occasioni, forse un po' più nel primo tempo in realtà, però intanto bella, intanto Vaccaro prende in pieno volto Violante, appena entrato, insomma battezza così la sua partita con una pallonata dritta sul volto. Mutasiru, cambio di gioco preciso verso Vaccaro che ha lo spazio da braccetto di sinistra un po' alla Alessandro Bastoni, così per scomodare, chiaramente è un paragone complicato. Paglione si gira con l'esterno, grande palla, intento da rigore, può calciare Stincenko, palla fuori, non di molto, però Stincenko da quando è entrato ha fatto vedere che su quella fascia si può attaccare e lo si può fare anche con qualità. Forse quello che sia Frangiamone prima che Camilleri dopo non sono riusciti propriamente a fare. Lui invece l'ha fatto in 2 occasioni e qui è stato anche vicino al gol. Mudryski, alla lunga, testa Temin, Ghigné. Dopo il passaggio di Pusic, palla in verticale per la velocità di Violante, scivolata di Vaccaro. Una buona gara anche per l'ex team Altamura e Palermo. Pusic, Mudryski, Ghigné crossa dentro, salta in sta Mudryski, poi palla viene levata a Tuccio con una volée, quasi impattava il pallone. Poi Rekiki in vantaggio, minuto 89 di gioco. Se ci sarà qualche altro cambio, sembra di no, però non parliamo troppo perché ovviamente
Che altro cambio potrebbe esserci da qui alla fine della partita? Aspettiamo però il minuto di recupero. Tempo fallo. Calcio di punizione. Vaccaro fa cenno ai compagni di salire, infatti li guarda e dice ok, salite, la palla la metto in mezzo. Questo probabilmente ciò che Vaccaro sta dicendo, ma in realtà lascia lì a Palermo. Vaccaro, arrivati quasi al minuto 90, palla dentro, arriva l'anticipo puntuale. Poi Tavella. Calcio d'angolo. Sarà quindi calcio d'angolo. Sta, diciamo, guadagnando qualche secondo di troppo quando già siamo al minuto 90, qualcosa di più in realtà. Batte adesso, allontana Modric di testa, nel frattempo abbiamo anche... ed è calcio di rigore! Calcio di rigore e cartellino rosso! Cartellino rosso e calcio di rigore! Fallo di De Marino! E rimane in 10 uomini! Non abbiamo capito, forse una gomitata, però cerchiamo di capire, non... Anzi, forse un colpo nei confronti, quasi tocca la schiena. C'è anche l'intervento da parte dello staff medico delle Castrum e Favara, che deve entrare obbligatoriamente in campo. Dovrebbe essere rimasto giù, se non avevo visto male, De Min, perché manca al momento all'appello, non lo vediamo in campo. Forse un colpo nel modo di saltare. Questa è un po' la prima ricostruzione. Nel frattempo uno dei non entrati, ovvero Mudasiru, porta la borsetta medica in campo, anche per velocizzare un po' quello che è il recupero del compagno. Vediamo, perché è De Min, sì, perché manca De Min all'interno del campo, non lo vediamo al momento. Poi Tuccio litiga un po' con gli avversari, calcio di rigore al minuto 91 e infatti è De Min che è molto dolorante nella schiena, all'altezza della zona lombare, perché chiaramente è amante dell'anatomia. Il signor poliziotto non ha fischiato molto durante la partita, però qui era tanto sicuro. Ha subito guardato e indicato il dischetto. Questa potrebbe essere veramente un'occasione incredibile, un episodio che può anche cambiare la partita. Dal dischetto vediamo chi andrà. E andrà Baglione, Sandro Baglione. Per lui 2 gol in campionato. Vediamo se troverà il terzo. I fischi da parte dell'Esteneto. Dragan in porta contro Sandro Baglione. C'è tantissimi fischi ci sono per il rigore. Ma Baglione calcia, tocco sotto e la palla è entrata con il cucchiaio. Forse non l'ha fatto benissimo, ma va bene così, perché vantaggio Castrum Favara con il cucchiaio sotto la curva. 0-1. Un gol pesantissimo che può veramente valere i 3 punti. Può veramente valere i 3 punti
con il cucchiaio da parte del calciatore. Paione sicuramente ha avuto tanto fegato in una gara così complicata, in un derby sotto la curva avversaria. E nel frattempo è anche terminata la partita, non abbiamo sentito nemmeno il tipice fischio per il frastuono in campo che è stato creato per questo gol, e dunque va bene così, finisce il match, vince il Castrum Favara con il risultato di 0-1 dopo praticamente 94 minuti, forse qualcosa meno, 93 per essere precisi, di gioco, dove hanno veramente regalato un grande match. Il gol decisivo è stato firmato, come dicevamo, da Sandro Paione, che ha avuto veramente tanto fegato all'ultimissima azione della partita, perché poi sul tipice fischio al termine ha regalato ai suoi tifosi un cucchiaio magico che ha portato anche i 3 punti a casa. Insomma, la classifica adesso si muove per la formazione del Castrum Favara. È veramente un grande risultato, perché è vero, i playoff sono un po' lontani, questo bisogna dirlo, però non significa che la formazione ospite non debba in realtà provarci. Adesso vediamo anche la classifica un attimo per vedere quelli che sono al momento i risultati, perché con questa vittoria il Castrum Favara sale a quota 27 e invece a 28 il Paternò, dunque a un punto, ma soprattutto la Vibonese e a 36, non è veramente ancora conclusa, invece fatica chiaramente l'Akragas, che rimane all'ultima posizione in classifica con il Sant'Agata a 2 punti. Nel frattempo noi vi ringraziamo come sempre per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportissimi è tutto, vi ringrazio ancora, e dallo stadio Essenneto è tutto, e alla prossima!